Non so se siete d'accordo con questa cosa, siamo nel 2025, i tempi sono maturi per dire questa cosa, che le battute sui vegani hanno nettamente rotto il cazzo più dei vegani. Possiamo dire... Ok, qualcuno ha provato a far partire l'applauso. Qualcuno mi ha guardato come dire... No, vogliamo prenderli per il culo ancora per qualche anno, lascia. Non rovinare la festa. No, perché c'è un po' il cliché dei vegani che rompono i coglioni, eccetera, ma la verità è che se penso alla mia vita, io ho visto più volte il contrario. Cioè ho visto la persona che mangia carne che rompe i coglioni ai vegani. Ho sempre visto più volte questa scena. Sempre di più. Tutti noi abbiamo quell'amico che non è in grado di mangiarsi una bistecca se prima non posta la foto della bistecca nelle storie Instagram scrivendo "Go vegan". Tutti noi abbiamo quell'amico. Io non ho mai visto un vegano che prima di mangiare del tofu pubblica una storia Instagram scrivendo "Ah, beccatevi questa, carnivori". Non mai vista questa scena. E io da poco sono andato, ero a cena con una mia amica vegana e un mio amico che è il classico carnivoro rompicoglioni, ok? Praticamente come andare a cena con Vannacci e Bello Figo. Cosa potrà mai andare storto a questa cena, a parte qualsiasi cosa? Ed eravamo a questa cena, lui appena scopre che lei è vegana parte in quarta subito dice "Ah, sei vegana? Beh sì, ormai voi vegani siete una lobby". Ma che lobby è la lobby dei vegani? Questo gruppo di persone che si riunisce segretamente con l'obiettivo di mangiare meno cose. Non so quanta malvagità questa lobby dei vegani. E a un certo punto lei ordina salsiccia vegana e patate, ok? E lui ha ordinato la stessa cosa solo per dire che la salsiccia vegana non sa di salsiccia. Io non ho mai visto una persona decidere una cosa così in fretta. Non l'ha neanche appoggiata in bocca, era tipo "non sa di salsiccia, mi dispiace". Sì, zio, perché stai mangiando le patate. Non so se ti sei accorto. Non so se te ne sei accorto. E quindi allora, il fatto è che io non sono vegano, ok? Io non sono vegano, però penso che sotto i vegani abbiano ragione. Diciamocela tutta, i vegani hanno oggettivamente ragione. Io non sono vegano, non potrei. Ho una famiglia che, cioè, per farvi capire, io mi sono trasferito da qualche anno a Milano. Da quando me ne sono andato da Cagliari, la principale preoccupazione di mia madre è che non mangio abbastanza carne di cavallo. So che in Puglia potete capire mia madre. Perché a Cagliari si mangia parecchio come qua in Puglia, e appena quando sono andato a Milano mia madre mi chiede "stai mangiando carne di cavallo? Ti stai tenendo in forma?" E io lì ho scoperto che in realtà la carne di cavallo non c'è ovunque, no? Non si mangia ovunque, non è frequente ovunque. Quindi dico questa cosa a mia madre e dico "ma sai che io la carne di cavallo qua non si trova, cioè la devi cercare, è raro trovarla". E mia madre dice "ah, ok". Chiude la telefonata. Non la sento per 2 settimane. Mi chiama 2 settimane dopo, rispondo e giuro la prima cosa che dice è "allora, ho trovato una macelleria vicino a casa tua che vende carne di cavallo". Ho detto "ok, ma perfetto, non so, dammi l'indirizzo di questa macelleria che vado così tu riprendi a dormire la notte". Non so cosa. E mi fa "ma perché chi te l'ha detto che non sto dormendo la notte?". Nessuno, ma l'ho intuito dal fatto che sono le 4 del mattino. Mi hai chiamato per dirmi questa cosa e l'ho intuito che ci fosse un problema. E praticamente lei mi dice "vacci", "vedrai che ti piacerà tantissimo". Mi dice "perché il macellaio mi ha detto che in questa macelleria trattano carne di cavallo da oltre 20 anni". Io ho detto "ok, ma perfetto, una cosa però, tu non vivi a Milano, non sei stata a Milano di recente, mi spieghi cosa vuol dire il macellaio mi ha detto?". E giuro su Dio che mia madre, come se fosse la cosa più normale del mondo, mi fa "ho chiamato la macelleria". Mia madre ha chiamato una macelleria. Io non sapevo neanche che le macellerie avessero il servizio clienti. Mia madre, come funziona? Soprattutto quante macellerie ha chiamato prima di trovare quella giusta? Come funziona? È tipo il CUP, cioè un centro unico per le macellerie, che tu chiami, ti risponde una voce preregistrata che dice "le comunichiamo che questa chiamata verrà presa in carico da un operatore italiano". E mia madre che fa "non c'è un operatore sardo o pugliese, qualcuno che capisca quello che sto soffrendo in questo momento?". La cosa divertente è che io adesso vorrei andare a comprare la carne di cavallo in questa macelleria, però sto aspettando che passi abbastanza tempo, perché ho paura che poi mi presento lì con l'accento sardo e mi collegano alla pazza che ha chiamato, e quindi o peggio che pensino che ho fatto come faccio per le visite mediche, ho fatto chiamare mia madre. Penso che sarebbe peggio, forse. E quindi torniamo alla cena. Ero in questa cena, vi voglio attenti, siamo a cena ancora con queste due persone.
ero in questa cena e dico questa cosa, dico io non sono vegano, ma secondo me i vegani hanno ragione, ok? E lei mi dice, la mia amica vegana mi fa notare questa piccola contraddizione del mio discorso e mi dice, ma scusa, ma se pensi che i vegani abbiano ragione, perché non sei vegano? Perché non sei vegano? E io lì, preso alla sprovvista, la cosa migliore che mi è venuta in mente da dire è stata, lo so che la carne mi piace veramente un sacco. Che è la classica frase che i vegani amano sentirsi dire. Cioè una cosa del tipo, no ma voi avete totalmente ragione, però questi cadaveri sono così deliziosi che non posso farne a meno. Che non ha senso questo ragionamento, non ha senso. Perché nella mia testa, il fatto che io penso che i vegani abbiano ragione, nella mia testa questo mi metteva moralmente più in alto degli altri carnivori. Ma questa cosa non ha senso. Non è così, non è così, anzi forse sono anche peggio, perché mangio la carne come tutti gli altri, e in più sono pure ipocrita, sono pure peggio. Cioè non ha senso il discorso del no ma non sono vegano ma penso che abbiate ragione, quindi tutto a posto. Non ha senso. È come se Bill Cosby avesse detto oh ragazzi è chiaro che per me le femministe hanno totalmente ragione. E noi saremo tipo ok Bill, perché ci sono 2000 denunce? E lui che fa... Lo so che la figa mi piace veramente un sacco. Ragazzi, sono Sandro Cappai, grazie mille per avermi ascoltato.